5. Torna il terrore a Mestre, violento pestaggio in via Poerio. 2 ragazzi sono finiti all'ospedale dopo essere stati brutalmente presi a calci e pugni. Economia portuale a forte rischio se non si sbloccano i lavori di escavo nella laguna di Venezia. Il presidente del porto Musolino lancia l'allarme: attendiamo da anni, ora sono a rischio anche i posti di lavoro. Grazie al nuovo elicottero in dotazione alla Guardia di Finanza è stata scoperta una piantagione di cannabis a Sant'Erasmo, sequestrati oltre 8 kg di piante. Incendio al terminal traghetti di Fusina, a prendere fuoco un container che trasportava abiti, sconosciute le cause. Una polizia turistica che controlli la regolarità di negozi e locali pubblici, oltre che il comportamento dei milioni di visitatori che arrivano a Venezia. L'idea è del consigliere di maggioranza Paolo Pellegrini. Basta spaventare i cittadini, la separazione è un bene per Mestre. Anche il presidente della municipalità Vincenzo Conte interviene sul referendum. Sport basket, partita amara per l'Umana anche in Europa. I ragazzi di coach De Raffaele sono stati sconfitti da Belgrado 63-66. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano: ancora violenza a Mestre, ancora pestaggi. È accaduto in centro, 2 ragazzi sono finiti all'ospedale dopo essere stati presi brutalmente a calci e pugni. Un altro brutale pestaggio, ancora una volta a Mestre e nuovamente con giovani protagonisti. È successo sabato sera in via Poerio, a pochi passi dall'M9 verso le 23. Vittime 2 giovani stranieri, un pakistano di 25 anni e un afgano di 26, finiti all'ospedale con contusioni e fratture. Questo è il punto in cui è avvenuta l'aggressione. I 2 agivano mentre una terza persona, da quello che si vede nel video, una ragazza, stava qui sopra questa panchina a guardare, mentre qualcuno nel frattempo riprendeva la scena con un cellulare. Calci e pugni senza sosta, una violenza inaudita e veloce allo stesso tempo. Nel video si sente chi grida basta, basta, ma nessuno interviene. Poco dopo gli aggressori si allontanano, mentre nel frattempo arrivano gli agenti della polizia locale e 2 ambulanze partite dall'ospedale di Mestre in codice rosso e rientrate poi in codice giallo, con a bordo i 2 feriti, per loro una prognosi di 10 giorni. Sull'episodio sta indagando la polizia locale, sono stati acquisiti video e immagini per risalire ai responsabili e secondo una prima ricostruzione nessuno dei coinvolti sembrerebbe essere conosciuto. Non è chiaro cosa abbia scatenato la violenza dei picchiatori, se conoscessero le vittime o fosse accaduto qualcosa. Gli investigatori stanno anche cercando di capire se qualche profilo possa coincidere con qualche affiliato delle temute bande mestrine e veneziane che nei mesi scorsi avevano scatenato il panico in città. E secondo molti cittadini non è più solo un problema di sicurezza alla base della violenza, c'è anche una questione sociale e familiare. Sentiamo. Più controlli e sicuramente, anzi prioritariamente l'educazione. C'è paura a Mestre, nella zona di via Poerio, dove è avvenuto il pestaggio sabato notte, ma non solo. Alla vista delle telecamere molti sfuggono, soprattutto residenti e commercianti che temono aggressioni e ritorsioni. Poi però c'è chi dice la sua opinione e definisce il problema soprattutto una questione sociale ed educativa. Non c'è più limite personale di questi ragazzi o anche dell'individuo, che non si va oltre, voglio dire, all'aggressione, a quello che insomma ci si può, diciamo così, trovare soluzione a certi diverbi anche così, di non oltrepassare, cioè la violenza ormai è, ma anche nelle persone normali, non lo so, che prendono il pullman, basti vedere anche Piazzale Roma, cioè sembra di essere, non lo so, non ci sono regole, non c'è niente, c'è la lotta per salire, battono, fermano, cioè via di te. La violenza dilagante. Sì, esatto, c'è un egoismo, diciamo, personale, dove io sono prima di tutti gli altri, senza pensare che quando sei fuori sei in mezzo, diciamo, a una società, quindi la mia libertà finisce dove inizia la tua. Il problema intanto sono le famiglie che non educano fin da quando i bambini sono piccoli, che non educano alla non violenza, poi anche la scuola che magari
non fa tutto quello che potrebbe tra le mille cose che ha da fare, magari ha poco tempo da dedicare a questo e quindi il problema sicuramente è sociale e poi la mancanza di valori. Economia portuale a forte rischio se non si sbloccano i lavori di scavo in Laguna di Venezia. Per ragioni di sicurezza sono scattate limitazioni alla navigazione. Il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino lancia l'allarme. Attendiamo da anni, ora sono a rischio anche i posti di lavoro. Sentiamo. L'accessibilità acquea in laguna è sempre più un'emergenza. Nonostante le risorse già stanziate, il 1 milione di metri cubi da scavare per riportare alla quota prevista tutti i canali navigabili attende da anni, a partire dai circa 300.000 metri cubi di sedimenti da scavare per risolvere i problemi immediati di navigabilità del Malamocco Marghera. La situazione è tale che per sicurezza la Capitaneria di Porto ha dovuto imporre limitazioni che finiscono per colpire principalmente il traffico container. Noi da mesi, da anni stiamo dicendo che c'è la necessità di procedere con una pianificazione che porti ai dragaggi manutentivi ordinari, non emergenziali, del porto di Venezia. Abbiamo messo a bilancio 23 milioni di euro per gli escavi di Venezia e 4 per gli escavi di Chioggia. Siccome alcuni passaggi fondamentali stanno in capo ad altre amministrazioni dello Stato, ad altre articolazioni dello Stato, noi più che sollecitarle, spingere, proporre alternative, proporre soluzioni A, B, C, D finché non arriviamo alla Z non possiamo fare. Nel corso dei secoli Venezia ha dovuto difendere il suo primato commerciale e marittimo in più di una guerra, ma oggi deve confrontarsi con qualcosa di più temibile, la burocrazia italiana. Una parte consistente sicuramente delle competenze stanno in capo al Provveditorato delle Opere Pubbliche per quanto riguarda sicuramente il piano morfologico e l'individuazione dei siti di conferimento dei fanghi, c'è sicuramente l'ormai mitico nuovo protocollo fanghi fermo da chissà quanto tempo, che doveva essere imminente 1 anno e mezzo fa e che ancora non è uscito e mi si dice che è fermo in qualche corridoio del Ministero dell'Ambiente, ci sono una serie di provvedimenti che stiamo attendendo. Il 30 ottobre sarebbe dovuta arrivare dall'estremo oriente la più grande nave portacontenitori mai giunta al porto di Venezia. Sarebbe perché in queste condizioni non si può più. Un danno anche d'immagine difficile da calcolare. Da questo momento in poi si iniziano a perdere posti di lavoro. Assolutamente signori, non è impossibile anche per l'uomo della strada. Arrivano meno navi, ci sono meno chiamate dei lavoratori della compagnia lavoratori portuali, ci sono meno possibilità di generare ricchezza per i terminal, ci sono meno circolazione di camion o di treni che portano meno merci. Non è impossibile capire che se comincio a mettere insieme meno, a un certo punto arrivo anche a meno lavoratori. La cronaca ora: incendio questa mattina verso le 9 al terminal traghetti di via Autostrada del Mare a Fusina. A prendere fuoco un container che trasportava abiti caricato su un semirimorchio, ma la causa non è ancora stata individuata. I vigili del fuoco, giunti da Mestre con un'autopompa ed un'autobotte, sono riusciti a distaccare la motrice e spegnere il contenuto del container, circoscrivendo così le fiamme. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Grazie al nuovo elicottero in dotazione alla Guardia di Finanza è stata scoperta una piantagione di cannabis nell'isola di Sant'Erasmo. Dal momento dell'assegnazione del nuovo elicottero l'attività operativa di volo si è intensificata molto in tutto il territorio del Comando regionale Veneto. Ultimamente ci siamo dedicati soprattutto al contrasto dell'illecita coltivazione di sostanze stupefacenti e proprio nella giornata di ieri abbiamo individuato una piantagione sull'isola di Sant'Erasmo. Era accuratamente occultata tra la fitta vegetazione, ma la visione dall'alto ha permesso all'equipaggio della 109 Nexus della sezione aerea della Guardia di Finanza di Venezia di scoprirla. Una volta a terra i finanzieri hanno riscontrato che effettivamente su un terreno privato c'erano 20 piante di canapa in fase di maturazione alte fino a 3 metri. Questa segnalazione è stata inoltrata al reparto operativo aeronavale che ha inviato sul posto personale della stazione navale di Venezia. Questi hanno potuto intervenire con l'utilizzo delle unità navali ed individuare agevolmente l'area e le piante. Era stata avviata una piccola ma efficiente produzione di marijuana. Le piante infatti erano ben nascoste in una radura circondata da rovi e parzialmente
totalmente coperta da grossi pezzi di cemento. Le indagini sono ancora in corso perché ovviamente non sempre è il diretto responsabile, quindi al momento i responsabili, l'attività di individuazione del responsabile è in corso. E mentre si cercano i responsabili, per cui è stata effettuata una denuncia contro ignoti, le piante del peso complessivo di oltre 8 kg sono state sequestrate. Rimane stabile la presenza degli alunni con cittadinanza non italiana, nelle scuole statali. Quest'anno saranno 7.896, circa il 780.066, circa il 10% del totale. Le regioni con più studenti stranieri sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna e terza in classifica il Veneto con 85.487. I numeri arrivano dal focus del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Proseguono le prese di posizione in vista del referendum del 1° dicembre sulla separazione tra Venezia e Mestre. Decisamente favorevole il presidente della municipalità Vincenzo Conte, che invita il fronte del no a smetterla di spaventare gli elettori. Le necessità di queste due città sono totalmente diverse, sono forse due città complementari ma sono diverse. Una è una città di mare, una è una città di terra. Due città che Vincenzo Conte conosce bene, è nato ed ha abitato a Venezia, si è poi trasferito a Mestre dove è diventato presidente di municipalità e il 1° dicembre voterà a favore della creazione di due comuni, una scelta, afferma, che a Mestre porterà i servizi più vicino ai cittadini. Nelle ultime due consigliature la maggior parte dei consiglieri comunali di Venezia e degli assessori erano della terraferma. Eppure si va a Venezia, io capisco che sono temi importanti e che riguardano tutti, ma si va lì, si parla di grandi navi, di turismo, del Mose, ecco, sono cose importanti, ma onestamente al mestrino, alla signora Maria, poco interessano. E il cittadino ha piacere che tu gli risolvi il problema del punto luce, delle caditoie che non funzionano, delle strisce che non sono più disegnate. Ecco, queste sono le cose che interessano il cittadino. Conte ricorda le tante promesse mancate di questi anni, dalle assicurazioni che con la città metropolitana la questione sarebbe stata superata, allo svuotamento delle municipalità con conseguente centralizzazione amministrativa, e invita a smetterla di spaventare gli elettori. Il terrorismo di oggi qual è? Allora, se ci dividiamo, perdiamo il casino, perdiamo il porto, parlano quelli che vogliono, perdiamo l'aeroporto. Allora, signori, l'aeroporto non lo amministra il comune di Mestre o di Venezia, è la SAVE. Il porto lo amministra l'autorità portuale. Le aziende ACTV, Veritas, ecco, sono aziende partecipate. Se ci si divide ci sarà un ennesimo comune che parteciperà pro quota. Mestre può benissimo reggersi economicamente da sola, persino come Venezia col turismo, a partire, conclude Conte, dai tanti nuovi alberghi aperti. Quanta tassa di soggiorno introita quegli alberghi adesso? Sono tutte tasse di soggiorno che andrebbero al neonato comune di Mestre. Voi sapete che c'è la ZTL autobus, cioè ogni autobus di turisti che arriva nel nostro territorio paga un balzello, e che non da poco. Circa 200.000 arrivi di autobus all'anno. Quanti ne possono essere andati a Tronchetto? Esageriamo, il 50%, è stato il 50% che arriva a Mestre. Una polizia turistica che controlli la regolarità di negozi e locali pubblici, una proposta sicuramente innovativa, la vedremo subito dopo la pubblicità. A tra poco, restate con noi. TG di Venezia, eccoci nuovamente in studio. Una polizia turistica che controlli la regolarità di negozi e locali pubblici, oltre che il comportamento dei milioni di visitatori che arrivano a Venezia. L'idea è lanciata dal consigliere di maggioranza Paolo Pellegrini. Sentiamo. Ritengo che sia indegno di una capitale del XXI secolo avere una distribuzione commerciale come quella che c'è a Venezia, e che noi non troviamo né a Londra, né a Parigi, né a Berlino, né a New York,
sono in nessuna delle grandi capitali del mondo. A volte persino la burocrazia vive di un linguaggio gentile. Interessarsi di pianificazione delle occupazioni di suolo pubblico nel placido scenario veneziano, ad esempio, può suggerire di primo acchito un'attività stimolante e suggestiva. Invece l'impresa che si è sobbarcato il consigliere comunale di maggioranza Paolo Pellegrini in qualità di presidente della 9ª commissione è tra le più ardue che si possano affrontare. Come si sia potuti giungere a questo livello meriterebbe un capitolo a parte. Fatto sta che oggi Venezia è in diverse zone letteralmente cinta d'assedio da miriadi di bancarelle di souvenir. Tutti i veneziani che incontro mi dicono: cosa aspettate a togliere quelle bancarelle? Non possiamo toglierle perché queste hanno un'autorizzazione non scaduta e quindi bisogna che aspettiamo che queste autorizzazioni scadano, ma sono autorizzazioni pluriennali, quindi ci vorrà tanta pazienza. Abbiamo fatto un'azione, devo dire, pesante di spostamento di bancarelle, perché per esempio abbiamo liberato il campo San Lio, il campo San Filippo e Giacomo, la riva del Ferro. Naturalmente non li possiamo chiudere e quindi li abbiamo spostati in zone di minore impatto. Negli ultimi anni, di pari passo con l'aumento esponenziale di visitatori, a Venezia si è assistito ad una proliferazione di bar e ristoranti che hanno aperto un secondo fronte di battaglia, i plateatici. La trasgressione tipica poi è quella del plateatico, che alla sera si allarga perché il metro è elastico. 3 metri di giorno sono così e di notte sono il doppio. Abbiamo recentemente un paio di casi in cui uno è stato anche pesantemente sanzionato, ma nonostante le sanzioni lui continua imperterrito a occupare il suolo pubblico e arriverà la sanzione della sospensione della licenza e poi, non so, se proprio insisterà credo che gli verrà revocata. Ma insomma diciamo che questi sono casi limite di cui purtroppo l'Italia è diventato, ahimè, un esempio. La gente delle regole se ne frega e, come dice la famosa poesia, in Italia tutto è concesso, soprattutto quello che è proibito. Secondo Pellegrini bisognerebbe anche attivarsi con un corpo comunale ad hoc per fronteggiare una questione che in una città come Venezia deve avere uomini che se ne occupano in via esclusiva. La mia idea sarebbe quella di creare un subcorpo di polizia locale chiamato polizia turistica, che non si dovrebbe preoccupare di malfattori, di pusher e della delinquenza ordinaria, ma del rispetto delle regole fissate per il turismo. Siamo ora alla pagina dello sport, basket, altra partita amara per l'Umana Reyer anche in Europa. Nonostante una partita molto fisica, i ragazzi di coach De Raffaele sono stati sconfitti da Partizan Belgrado, una delle grandi favorite della 7 Days Eurocup, nel giorno dell'esordio nella seconda competizione continentale con un risultato finale di 63-66. Vi ricordo la nostra rubrica, lo dico ad Antenna, per tutte le vostre segnalazioni come sempre potete contattarci all'indirizzo mail redazione@antenna3.it oppure potete lasciare un messaggio alla segreteria telefonica allo 0422 0230 898 o ancora scrivere un messaggio SMS o WhatsApp al 351 1755 340. Vi ricordo come sempre l'appuntamento con 20:10 subito dopo il telegiornale di Treviso. Questa sera ospita in studio di Ferdinando Avarino il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Pino Musolino. Ed è tutto, vi lascio in chiusura alle previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Migliora il tempo, ma il fronte perturbato in transito da mercoledì sull'Italia sarà seguito da correnti più fresche che determineranno un calo delle temperature piuttosto vistoso. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un tempo più asciutto e stabile dappertutto, salvo per qualche residuo piovasco al mattino sul Rodigino. Sarà di nuovo il sole a prevalere e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima frizzante con temperature minime tra 6 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra 18 e 20 gradi.
Anche sul Friuli Venezia Giulia poi torna il bel tempo, sarà infatti una giornata soleggiata su tutti i settori, ma anche in questo caso le temperature saranno in lieve calo, le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, le massime tra i 18 e i 19 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno, qualche addensamento solamente sui confini alpini, ma del tutto innocuo. Temperature in diminuzione, minime sui 9 gradi, massime tra 20 e 21 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.